Coppolo per Cappiel e casa a Sant'Aniel. Eh sì, il vecchio adagio napoletano ci invita a non lesinare sulla qualità dell'abitazione. Sant'Aniello a Capo Napoli era nei secoli precedenti il luogo di fondazione, a Via del Sole. Era all'altura dove c'era l'aria buona, quindi il detto ci invita magari a risparmiare sull'abbigliamento, sul cappello, ma mai sulla qualità dell'abitazione. Oggi parliamo di cappelli all'ombra del Vesuvio, perché a Napoli, nella storia di Napoli, ogni cappello identifica un mestiere, e allora il mio non è quello lì, non è la coppola, il mio sono il rettore della Università Gennarino II di Napoli. A me tocca allora il tocco accademico. Se ogni mestiere ha il suo cappello, la paglietta è indubitabilmente il cappello degli artisti. Indimenticabile la paglietta di Nino Taranto, quella che veniva tagliata nella parte frontale. Ma attenzione, la paglietta era anche un elemento di abbigliamento degli avvocati napoletani, che non a caso venivano appunto chiamati paglietta. I paglietta anche in qualche modo in senso dispregiativo, solo che la paglietta degli artisti era color paglia, la paglietta degli avvocati era invece di colore nero. E paglietta diventò il sinonimo nella seconda metà dell'Ottocento degli avvocati legulei, un senso un po' dispregiativo. Ma quando mette la lingua in due pulite, che ne facci da lingua in un paglietta? Giovanni Caputo, Totò nei Guagliarella. Ma gli artisti portavano anche un altro cappello, il basco, che a Napoli veniva detto o piripiz. La Montmartre napoletana era la zona di Porta Capuana, la zona degli artisti, via Cesare Rostarolle, lì era pieno di piripizzi. Gli scugnizi napoletani spesso indossavano invece il cappello a 8 spicchi, e anche per esempio i venditori di giornali in America. Abbiamo ancora oggi delle stampe col cappello a 8 pizzi, e invece la coppola era naturalmente il cappello dei contadini, ma anche il cappello dei verdummari napoletani. Le persone semplici invece d'estate indossavano il ventilato, che era un cappello di saggina, che ancora oggi insomma va molto di moda. E poi c'erano i cappelli eleganti da uomo. A inizio del Novecento il cappello a falda larga era il cappello della polizia, quello diciamo della madama, quello che faceva le investigazioni. L'abbiamo visto nei film del commissario Ricciardi. E poi c'era la lobbia, che era una forma di bombetta spaccata al centro, i cappelli di gran sera, le tubbe. Ma sempre all'inizio Novecento abbiamo i cappelli elegantissimi da donna. Negli anni 30 le donne sanguinavano in maniera straordinaria, si fatta una vesta scullata, un cappiello che nastra e che rosa, così scriveva Libero Bovio in Reginella. Il cappello più simbolico del cinema napoletano è sicuramente la bombetta di Totò, e il cappello di Bazzecole, Guisquili, Pinzellacchere. Il mio cappellaio magico mi ha spiegato che in realtà Totò lo indossava di 3 taglie più stretto, in maniera che si attaccava alla fronte, e muovendo la fronte lui poteva muovere l'intera bombetta. Ma Totò non lo possiamo manco dimenticare nel Totò a colori. Ricordate la scena di Totò a Capri, quando indossa invece la scazzetta, la scazzetta di Gagà, la scazzetta quella di Ti faccio muovere, esatto, era una delle scazzette di Totò. A proposito di scazzette, le indossano pure i preti. Ma che potrà si fare da scazzette lo prevete? E a proposito di preti, t'ha già fanno culo a cappielle prevete. Ma lasciamo stare. Naturalmente Totò c'entra anche nell'indimenticabile Totò Truffa, quando Nino Taranto, insomma, vestito da mafioso siciliano, entra e insomma fa il geloso con la moglie, che è Totò. E tu cosa fatosa, pottate e tesonore in casa mia. Ecco. Ma naturalmente la sfortuna dei cappellai però viene espressa tutta quanta in un detto che io adoro, perché c'è un detto che dice: se mi mettesse a fare scazzette per creatura, nascesse creatura senza capa. E che sfortuna.